Gli uffici comunali della Sicilia sono letteralmente impazziti per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Gli impiegati sono giustamente pressati da cittadini, telefonate, code interminabili, prima fra tutti quello di Palermo ed a seguire le altre città da Catania, Messina, Agrigento. A Palermo, ad esempio, si cominciano ad elaborare stime e strategie per far fronte ad una vera e propria valanga di domande che potrebbero arrivare fino a 60.000 per una platea di beneficiari di circa 25.000 persone, almeno il doppio, il triplo di richieste rispetto alla platea dei beneficiari. Il sistema di ogni comune prevede infatti che ogni beneficiario del reddito di cittadinanza svolga almeno 8 ore alla settimana di servizi per la collettività ed il compito di organizzare questi servizi tocca proprio ai comuni che tramite l'ANCI ha chiesto aiuto al governo nazionale. Perché se i soldi per il reddito li mette lo Stato, tutti gli altri costi sono a carico degli enti locali, dall'assicurazione ai dispositivi di sicurezza, dal materiale per i lavori al consolidamento delle attività. Se su 60.000 domande ci saranno 25.000 beneficiari circa, significa dover reclutare centinaia di responsabili per i servizi che al momento sia a Palermo che ad Agrigento, Messina, Catania non si sa da dove prendere. Devono essere i comuni ad organizzare le attività e la relativa distribuzione e mansioni di ognuno. Ad esempio, gli elettricisti, pittori, falegnami, laureati dovranno essere impiegati nei diversi quartieri e svolgere lavori di pubblica utilità per almeno 8 ore a settimana. Come si organizza un esercito di gente così diversa per età, capacità e titoli di studio? Ma non è finita qui. I nuclei familiari saranno infatti smistati dall'INPS sulla base di alcuni parametri e alcuni saranno inviati direttamente ai comuni per un percorso simile a quello della carta REI. C'è un percorso personalizzato che comprende educazione domiciliare, accompagnamento al lavoro, corsi di formazione. Numeri elevatissimi che mostrano chiaramente che se non ci sono correzioni e modifiche il reddito di cittadinanza rischia di essere ingestibile ed in parte inattuabile, non per colpa certo dei comuni. Proprio per questo l'ANCI ha inviato al governo una nota ufficiale per chiedere spiegazioni e fronteggiare un servizio che naturalmente sta suscitando tantissime aspettative in un'ampia parte della popolazione.